Buonasera a tutti. Prima di dare inizio al Consiglio Comunale di questa sera, colgo questa occasione per comunicarvi che abbiamo da ieri un sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. L'elezione è stata fatta ieri mattina durante l'orario scolastico ed è stato nominato Teo Dallava, se non sbaglio, della classe terza C, non vorrei sbagliarmi la classe, con 50 voti. Vice sindaca sarà Camilla Stevanello, e che è risultata seconda, e prossimamente, entro il mese di dicembre, prima della chiusura dell'anno scolastico per le vacanze di Natale, faremo anche una cerimonia per conferire la fascia, le costituzioni e quello che servirà, e ovviamente vi verrà data comunicazione per chi ha desiderio di partecipare. Beh, adesso avranno il tempo di di costituire la giunta. No, c'è. Vabbè, detto questo, diamo inizio a questo Consiglio Comunale con l'appello. Prego. Buonasera a tutti. Sarto Marco, Montisano Vera, Perissinotto Nicola, Zia Paolo, Canta Elisa, Divece Daniela, Trevisana Elisa, Bravin Rachele, assente, Finotto Alberto Fabio, assente, Guglielmini Pierino, Battistutta Diego, Tamassia Evaristo, Marchesan Rocco, Buoso Arianna, Boato Giuseppe, Miollo Carlo, Baso Lino Antonio. Assessori esterni: Antelmo Luca, Berardo Giampietro, Doretto Catiuscia, Munerotto Mattia. No, è arrivato, presente. Ah, ecco. No. Okay. Bene. Vengono nominati scrutatori per questa seduta il capogruppo Miollo, il capogruppo Marchesani e la consigliera Divece. Partiamo con il primo punto all'ordine del giorno, relativo all'individuazione delle zone del comune non servite dalla rete del gas metano. Relaziona l'assessore Berardo. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas petrolio liquefatto GPL usato come combustibile, la legge 448 del 98 ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale. Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 30 settembre 2003 numero 69, aveva individuato le zone, frazioni non metanizzate in ambito comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 4.4 della legge 488 del 1999. Il beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metallizzate della zona climatica E e appartenenti ai comuni metallizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono le case sparse. Dall'anno 2003 ad oggi sono state sviluppate, sotto il profilo edilizio urbanistico, diverse aree prima non servite dalla rete del gas metano e costruite nuove dorsali, soprattutto nelle frazioni e località fuori dai centri abitati. L'ufficio tecnico ha provveduto quindi ad aggiornare le planimetrie legate alla richiamata delibera del Consiglio Comunale numero 69 del 30/09/2003, inserendo i nuovi tratti di rete realizzate e le aree servite dagli stessi. L'Agenzia delle Dogane, con nota del 15/1/2010, invitava i comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando inoltre quali di queste zone si trovino nel centro abitato, dove è ubicata la casa comunale, e quali invece si trovino al di fuori dello stesso. Pertanto viene allegata al testo della delibera la planimetria indicante l'intera rete della metanizzazione, evidenziata in verde.
Considerato che non vi sono criteri generali dettati dalla normativa né dalle autorità per l'energia per definire un'area come non metanizzata, si è quindi giunti ad individuare come superficie non metanizzata, al di fuori del centro abitato, nel quale ha sede la casa comunale, le aree esterne ad una fascia di metri 80 nelle diverse direzioni, a partire dall'asse della condotta servita dalla rete del gas metano. Al perimetro esterno del muro di fabbricato, esclusi gli aggetti, le terrazze, bussole d'ingresso, scale esterne, pensiline e strutture similari che non costituiscono superficie coperta. Per tutto quanto sopra espresso si chiede di approvare la perimetria indicata e di dichiararne non metanizzate le frazioni e le aree su cui insistono le case sparse, distanti più di 80 metri dalla condotta evidenziata con il colore verde nelle perimetrie allegate. Pertanto si chiede a questo Consiglio 1. Di approvare l'allegata planimetria sulla quale è riportata ed evidenziata con il colore verde la rete del gas metano ad oggi eseguita. 2. Di dichiarare non metanizzate ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 99 numero 48 le aree su cui insistono le case sparse, distanti 80 metri dalla condotta evidenziata, con il colore verde nella planimetria allegata. 3. Stabilire che per insediamenti ricadenti in area non metanizzata si intendono quelle utenze, purché ubicate al di fuori del centro abitato il Carlo e capoluogo, in cui via sia utilizzato come combustibile il gasolio o il GPL, collocate esternamente a una fascia di metri 80, nelle diverse direzioni a partire dall'asse della condotta, servita dalla rete del metano. Al perimetro esterno, confine di proprietà e o muri del fabbricato, esclusi gli aggetti, le terrazze, bussole d'ingresso, scale esterne, pensiline e strutture similari che non costituiscono superficie coperta. Grazie. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Capogruppo Marchesan, prego. Buonasera a tutti, anche noi parere favorevole. Capogruppo Miollo, prego. Sì, parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo alla votazione sull'immediata eseguibilità. No? Non c'è qua? No, niente, allora passiamo al punto 2. Sì. Benissimo. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Passo la parola all'assessora Montisano. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La variazione di bilancio odierna ammonta ad euro 913.906,42. Andremo ad utilizzare avanzo per euro 668.376,42, trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche per euro 180.874 ed entrate da vendita ed erogazione di servizi per euro 64.656, oltre a spostamenti di voci tra capitoli di spesa. A seguito dell'approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, che prevede l'incremento delle retribuzioni per il personale dipendente dell'ente, si stanziano fondi per circa euro 370.450, di cui euro 215.450 relativamente alle annualità pregresse 2019, 2020 e 2021 già accantonati e circa euro 155.000 per l'anno corrente. Quale contributo a sostegno dell'incremento dei costi per utenze si stanziano euro 45.000 per la Fondazione Carlo e Città dello Sport ed euro 30.000 per le piscine, mentre per l'azienda speciale Don Moschetta si stanziano rispettivamente euro 14.200 a sostegno dell'aumento dei costi delle materie prime relativamente alla fornitura dei pasti scolastici ed euro 30.700 quale contributo relativo al servizio di assistenza domiciliare legato all'aumento dei costi materie prime e trasporto per i pasti a domicilio. Infine, sempre per l'azienda speciale si stanziano euro 184.000 quale contributo per l'incremento dei costi delle bollette e per i costi legati alla pandemia Covid-19. La variazione comprende euro 23.000 per la manutenzione straordinaria di imbarcazioni, euro 20.000 di contributo per il progetto di recupero del santuario della Madonnina dell'Angelo ed euro 60.000 per la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi. Si stanziano inoltre 38.303,92 euro per fondo rischi spese legali.
Relativamente al 2023 la variazione ammonta ad euro 321.346 e riguarda trasferimenti relativi al PNRR legati all'informatica, come ad esempio per l'implementazione del sito internet per i servizi online e l'utilizzo dell'app IO. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, a riguardo del punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Noi ci asterremo. Capogruppo Miollo. Anche noi esprimiamo voto di astensione. Benissimo, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? 5, sì. Passiamo a votare l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, il punto numero 3, relativo a ordine del giorno inerente alla permanenza e la gestione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso l'ospedale di Portogruaro. Passo la parola all'assessora Doretto. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura collocato nell'ambito dell'ospedale di Portogruaro provvede alla cura dei pazienti con patologie che inducono a uno stato di sofferenza psichiatrica acuta che necessitano di trattamenti sanitari con ricovero ospedaliero ed è quindi finalizzato a funzioni di cura e assistenza in risposta all'urgenza e alle emergenze in psichiatria, opera in modo coordinato con il Centro di Salute Mentale Territoriale, nonché il Dipartimento di Salute Mentale. In queste attività di consulenza, negli altri reparti, gestisce l'urgenza in pronto soccorso. Dalla stampa abbiamo comunque appreso che ci sono le intenzioni della Direzione Generale dell'ASL 4 di sospendere dal 1° di dicembre questo servizio e unificarlo tutto all'ospedale di Portogruaro. Si mantengono gli ambulatori, San Donà, si mantengono aperti gli ambulatori, però tutto il servizio di degenza viene spostato all'ospedale di San Donà. Considerato che si ritiene importante avere questo servizio territoriale sia per quanto riguarda l'ambito del sandonatese che l'ambito del portoguarese, visto comunque anche l'alto livello e il tasso di fragilità che è aumentato nell'ultimo periodo, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare in merito all'impegno del sindaco e dell'amministrazione di agire nei diversi livelli istituzionali consentiti e nelle relazioni intercorse con la Regione e l'ASL perché venga scongiurata la chiusura del servizio psichiatrico di diagnosi e cura collocato nell'ambito dell'ospedale di Portogruaro. Si chiede di fare comunque un'azione di forza di tutti i sindaci del territorio del Veneto orientale perché si possa mantenere questo servizio attivo e si cerchi comunque di trovare del personale per lasciarlo aperto. Ci sono interventi su questo punto? Prego, consigliere Baso. Mi chiedo, il sindaco qui per lui ha preso contatto con il direttore o con i funzionari per farsi spiegare un attimino la decisione, come mai questa decisione così all'ultimo momento e soprattutto in maniera abbastanza inaspettata. Sì, prego signor sindaco. Sì, grazie. Si sente? Effettivamente ci sono già stati dei contatti, diciamo che come capita spesso purtroppo alla conferenza dei sindaci in generale le decisioni vengono sottoposte dalla direzione generale e questo evidentemente a cose già fatte o quasi fatte. L'iniziativa del comune, poi capofila dei sindaci del portoguarese, perché poi c'è l'anomalia è anche questa, quasi una spaccatura, siccome San Donà o a San Donà questo servizio viene mantenuto con la giustificazione che siccome i posti si possono ampliare con i reparti vicini o c'è la possibilità di aggiungere dei posti letto, si taglia Portogruaro. Ora, Caule potrebbe fare una riflessione anche non di parte e la stiamo facendo perché siamo baricentrici, per noi andare a Portogruaro o a San Donà non cambia molto. Il problema qual è di fondo? Che corriamo il rischio veramente nel tempo e ha fatto bene lei
consigliere Baso a sollevare, no, questa questione dicendo ma la direzione generale cosa dice a tal proposito? Allora, oggi doveva esserci una conferenza dei sindaci del Portoguarese a cui doveva partecipare anche Caorle, ma quasi tutte le amministrazioni comunali sono impegnate, perché avete visto l'ordine del giorno di questo Consiglio è anche esiguo, ma è l'ultimo appuntamento per poter approntare e approvare una variazione di bilancio. Come il Comune di Caorle, questa sera anche altri 3 comuni avevano Consiglio comunale, alcuni ce l'hanno domani, chi insomma l'ha fatto ieri, di conseguenza quella riunione di oggi è stata rinviata. Il direttore generale, ho ricevuto poi un messaggio, dovrebbe incontrarci invece venerdì alle 5 e per informarci che ha rinviato di un mese la riorganizzazione, vuol dire che la presa di posizione dei sindaci ha sortito un piccolo effetto almeno, come dire, parliamoci e vediamo quali sono, ha rinviato di un mese la riorganizzazione della psichiatria e che in questo mese cercherà in tutti i modi di trovare i medici che servono. Ecco, questo ci fa capire che allora forse tutto quello che era possibile non era stato fatto. Allora ha cominciato Portogruaro nel sollevare il problema perché è stato primo come ospedale che ospita e come città che ospita l'ospedale, ma io credo che l'ottica debba veramente andare oltre, non è l'ospedale di Portogruaro, è l'ospedale del territorio assieme a quello di San Nonà. Io non nascondo che ho anche cercato per come sta funzionando la conferenza dei sindaci sanità non benissimo, almeno in questi mesi in cui sono ritornato a fare l'esperienza, perché o i sindaci hanno la forza e il coraggio di anticipare certi temi pur consapevoli delle difficoltà. Uno su tutti, è impensabile pensare che ci possano essere 4 presidi ospedalieri sul territorio come il nostro. Allora, se non si ha il coraggio di individuare delle soluzioni, poi le soluzioni le prendono gli altri e di proporre noi, cioè va fatta una riflessione veramente profonda e non solo sulla sanità, su molti altri servizi. Io farò un comunicato stampa la prossima settimana, una presa di posizione, insomma ci dicono che il casello autostradale, per fare un esempio di San Stino, venga spostato di 3 km verso ad Annone. Non si riesce a capire quale ne sia l'utilità, primo. Secondo, perché queste decisioni vengano prese senza consultare il territorio, no? Visto che è stata fatta la bretella proprio all'uscita di San Stino, ma di questo potremmo dire dei servizi dell'Inps e di tanti altri. Ma tornando al punto, ecco, se il direttore generale ha deciso di rinviare di un mese questa riorganizzazione e di verificare a 360 gradi, io credo che questo passaggio avrebbe dovuto farlo prima e avvisare per tempo i sindaci, per cui oggi è all'attenzione di quasi tutti i consigli comunali, chi prima, chi dopo, chi con la mozione, chi con l'ordine del giorno come abbiamo fatto noi, ed è evidente che questa cosa deve avere un certo peso, perché non possiamo trovarci a cose già fatte che ci vengano comunicate tenendo conto che abbiamo bisogno di implementare i servizi, non di tagliarli. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Sì, concordo pienamente con quello che ha detto il sindaco. La baricentricità è un fatto geografico o istituzionale, però non dimentichiamoci che c'è anche l'aspetto emotivo e l'aspetto culturale, cioè noi gravitiamo baricentricamente su 2 ospedali, però culturalmente apparteniamo più al territorio del portoguarese che non quello del San Donatese in questi termini, cioè parlando in termini di psichiatria o di ospedale. E soprattutto non vorrei che questo rappresentasse una prima mossa per poi sminuire via via l'importanza di un ospedale che faticosamente è stato mantenuto, faticosamente ha resistito, che di nuovo non ci fosse questa tendenza a limitare i servizi offerti, insomma, ecco. Per cui concordo pienamente, anzi sarei abbastanza, come posso dire, duro nei confronti di queste scelte, proprio per evitare successive scelte peggiori, insomma, ecco. Grazie. Prego, Sindaco. Sì, no, ma condivido. Io avevo sollevato, perché l'ho fatto in conferenza dei sindaci,
la questione di essere baricentrici, perché molto spesso ci sono i due schieramenti, a prescindere, perché c'è anzi il doppio schieramento, quelli del portoguarese con quelli del portoguarese, a prescindere da questioni politiche, no? Per cui di territorio, e poi anche quella politica, perché all'interno poi degli stessi schieramenti, e questo ha indebolito nel tempo la conferenza, l'ha resa, non dico insignificante, ma non l'ha resa unita, non l'ha resa forte in quelle prese di posizioni che vanno assunte nei confronti della direzione generale, ma anche della regione. E allora nel gioco delle parti, una volta un colpo a destra, una volta un colpo a sinistra, una volta un colpo al Sandonatese, poi l'altro, io ho usato così questa definizione, siamo baricentrici, certo appartenendo storicamente, perché come per dire, potremmo dire che politicamente non siamo schierati perché è una lista civica e che per noi non cambierebbe molto al di là dell'appartenenza, forse la nostra presa di posizione, cioè la presa di posizione al di là che non è sufficiente, non abbiamo altri interessi se non quello dei servizi e di conseguenza alziamo l'attenzione su questo tema, su questo ma tanti altri legati alla sanità e anche, ripeto, abbiamo, lo ribadisco, ma lo porteremo a una conferenza della sanità che in questo momento è latitante, che non prende posizioni e dicevo, la presa di posizione poi, e c'è bisogno di solidarietà in questo senso, la presa di posizione del direttore è nata perché i sindaci del portoguarese, compreso Caoli, si sono mossi. Ma io credo che non dovevano essere solo i sindaci del portoguarese, ma dovevano essere i sindaci della conferenza di sindaci a prendere una posizione dura, perché oggi tocca a Portogruaro e domani toccherà a San Donà di Piave per qualcos'altro e di conseguenza io credo che ci sia bisogno veramente di un fronte comune del territorio, perché non saranno 4, saranno 2 o 3, io credo 2 i presidi ospedalieri, ma dovremo decidere dove e come, ma dovremo anche procedere, perché se no ribadisco che sulla testa dei cittadini deciderà qualcun altro e questo non ce lo possiamo permettere, ma condivido tutte le preoccupazioni e le riflessioni del consigliere Baso. Se non c'è altro, procediamo alla votazione per l'adozione di questo ordine del giorno. Dichiarazioni di voto, prego capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego capogruppo Marchesan. Sì, grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego capogruppo Miollo. Sì, voto favorevole. Passiamo alla votazione, voti favorevoli all'unanimità. Passiamo anche alla votazione sull'immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, il Consiglio è chiuso, vi auguro buona serata.